Ed eccoci amici, buonasera, benvenuti, le 21:10 in questo preciso istante, entrate in collegamento diretto con Tele Europa Network, dopo il TG delle 20:30 continua la programmazione della rete, quindi insieme a noi con Al Lupo. Di solito andiamo in onda il lunedì, ma voi sapete che ieri si è giocato e quindi la trasmissione l'abbiamo spostata stasera. Stasera molti hanno preferito il Barcellona, io ho convinto gli ospiti che sono qui con me in studio, pensate mi sono costate l'ira di Dio, perché non vi dico il cachet per trovare gli ospiti stasera, però in qualche modo un altro ce l'ho in collegamento che adesso lo salutiamo. Insomma ragazzi, bentornati, benvenuti, si è giocato questo derby, adesso ne discutiamo, le prossime partite del derby. Comunque saluto gli ospiti in studio che sono l'avvocato Luciano Cuozzo, che insieme a me anche negli anni belli con la radio, con Diretta Stadio, con la voce ai tifosi, insomma abbiamo nel 1905. Ecco. Buonasera a tutti. Ciao avvocato, buonasera e benvenuto. Come Grazie. stai? Ma tutto bene. Grande tifoso del Cosenza. E poi c'è il collega insieme a me, il collega Francesco Pirillo. Buonasera Francesco, benvenuto. Buonasera, grazie per l'invito e per il cachet soprattutto. Lo so, vabbè, un assegno, Lui sì, a me no. un assegno proprio lungo, va bene. Sì, e sì. poi ci sono soldi che famosi Flaviotti no, nel 1905. Però non stiamo parlando del 1905, perché chi adesso è in collegamento con noi veramente è la storia del calcio italiano, non solo Cosentiva, perché Cosenza ha fatto bene, ma ha fatto bene in tutta Italia dove andava. Poi sai qual è la cosa bella di lui, Luciano, che gli vogliono bene tutti, sì. Quindi praticamente dove va lui, tutti quanti, grande, ha lasciato veramente, lascia il profumo, perché è uno che si fa volere bene da tutti. Signore e signori, un rullo di tamburi, ce l'abbiamo i tamburi? No, non avevo, vabbè, è la stessa cosa. In diretta per voi in quel profondo nord di Padova, eccolo qua in diretta Gianni Di Marzio. Gianni, buonasera, benvenuto. Fabio, buonasera. Come con te, Fabio, non fare il strappolaro, che io sono allenato con le antimine, capito? Quindi sto attento. Ho detto la verità, è vero Luciano, ho detto la verità. Stasera mi devo dipendere dall'avvocato, mi hai convinto perché il Cosenza, e tu sai che io ho un amore per il Cosenza, altrimenti stavo davanti al video, anche perché mi sarebbe piaciuto vedere un po' di calcio ad alto livello. Internazionale, lo so. Però Luciano, guarda, ma non lo dico io, lo dice anche il collega Pirillo, un po' tutti, ti vogliono bene tutti perché hai fatto bene dappertutto e più che altro ti sei sempre comportato bene. Questo è quello che Gianni, è la verità, non è che voglio dire. I tifosi qua, perlomeno a Cosenza, ma dove vai, visto, chiamano pure da Catanzaro e ti ricordano con affetto. A Catania ti ricordo, a Palermo ti ricordo, a Napoli ci voglio dire, bello mio. È la verità, la verità, o no? Certo. Alla Juve pure. Alla Juve no. Alla Juve pure. Alla Juve. Alla Juve. No, stasera hai sbagliato, mannaggia. Alla Juve è stato. Chiedo scusa ai telespettatori per la cravatta bianco-nera, ma non ci ho pensato, che domani ce l'ho io. Va bene, dai, pazienza, vai, pazienza, per stasera lo lasciamo, dai, speriamo bene per domani che poi. Vabbè, Gianni, allora, io ti do voce e microfono perché naturalmente il Cosenza al mercato di riparazione, insomma, se così possiamo dire, sono arrivati 4 giocatori buoni, magari qualcuno non è in condizione, però insomma sono giocatori di categoria, o no Gianni? No, io credo che sostanzialmente la società ha fatto quel che poteva, onestamente. Andare a investire oggi su un attaccante, certo andava fatto forse un sacrificio in più, ma se il progetto del presidente è questo, amen, allora sono delle scommesse, se vogliamo. Qualcuno ha già vinto, tipo Tremolata, altri li aspettiamo, ma sono, diciamo, dei giocatori che devono riabilitarsi. E quale occasione migliore per loro? L'area cosentina, l'area della Sila gli dovrebbe far bene, anche perché devo ammettere che io li ho visti ieri sera, ovviamente li ho seguiti, non c'è partita del Cosenza che io mi perdo. Devo dire che effettivamente hanno dimostrato anche un grande carattere, e rimontare 2 gol alla Regina non era facile, a prescindere dal rigore, perché poi l'hanno anche subito. La Regina è anche una buona squadra, ma non perché adesso ha quei 3 punti di vantaggio, se vogliamo.
però è una buona squadra anche di esperienza, dietro abbastanza scorbutica, un pari che meritava onestamente. Certo, al momento la classifica ti dice che è l'unica squadra che non ha vinto in casa, dall'attacco più anemico in casa, ha fatto solamente 5 gol, ma se andiamo a vedere che ha ancora la migliore difesa e nonostante tutto la Reggina gli ha fatto 2 gol in casa, ecco, forse lì, nonostante che abbia la migliore difesa, bisogna forse lavorare un po' di più, specialmente nella fase centrale, nella copertura centrale, nelle diagonali, perché lì ho visto un po' qualche movimento un po' troppo superficiale, però a me la squadra è piaciuta, devo dire sinceramente mi è piaciuta. Purtroppo, ti ripeto, la classifica non gli dà i valori che la squadra merita, perché l'allenatore si comporta bene, fa i cambi giusti e anche ieri la squadra ha dimostrato, specialmente in possesso palla, di saper stabilire bene, di tenere il campo con una certa personalità. Indubbiamente aspettiamo che questi nuovi acquisti entrino in condizione. Lo stesso Trotta si è fatto tutte le nazionali giovanili, dall'Under 15, Under 17, Under 19, non è che è diventato tra virgolette un blocco da un momento all'altro. Lo stesso Gerbo, che mi piace, io parlo di quelli che sono arrivati. Trotta certo si è fatto un po' anche una grande esperienza in Inghilterra, sia nella Championship che nella Liga One, ha giocato con diverse squadre, ma anche lui adesso è un uomo maturo, non è più il ragazzino che andò in Inghilterra, quindi lui deve dare una grossa mano, si deve dare una bella regolata, è un giocatore di qualità, di valore, si deve mettere sotto e deve dare una mano a Cosenza, e Cosenza ha bisogno proprio di questi giocatori per quanto riguarda la finalizzazione del gioco. Certo. Quindi onestamente, ma hai detto bene tu, mister, che insomma Trotta è un giocatore di categoria, come del resto anche Gerbo, anche Tremolada, Crecco magari non ha giocato a Pescara, però insomma in qualche modo è anche un giocatore che può fare bene. Bacco molto probabilmente è in ritardo, ma aspettiamo. Però vedi, ci sono messaggi già da Reggio Calabria. Questo signore scrive: buonasera, ringrazio il mister Baroni per aver fatto perdere alla mia Reggina 2 punti d'oro. Per l'ennesima volta non ha fatto i cambi giusti, e quindi sono molto, molto delusi. Questo è un tifoso della Reggina. Poi sono tanti messaggi che arrivano da tutta la Calabria. Luciano, che vuoi dire alla disamina che ha fatto Gianni? Ma la considerazione sicuramente concordo con il mister quando dice che la squadra tiene bene il campo. Ieri diciamo però che non è stata proprio la migliore partita del Cosenza. Anzitutto io non calcherei troppo la mano sul discorso in casa, fuori casa, anche perché mancando l'apporto del pubblico, fuori casa, è come se fossero tutte in campo neutro, è il caso di dire, senza pubblico, per cui il Cosenza paradossalmente si esprime fuori casa come se giocasse in casa, con una grande verve, una grande capacità di fare gioco e perché no anche di realizzare. Quando giochiamo al Marulla, ecco, diciamo in casa formalmente, ma in realtà senza pubblico, si perde questa considerazione. Forse è un periodo, iniziamo un po' troppo ad avvertire la mancanza di vittoria a Marulla, e secondo me questo è un errore, perché la squadra deve, nella lotta per la salvezza, ci vuole, ricordo una frase del mister: quando andiamo ci dobbiamo mettere gli elmetti, perché deve essere ogni partita una battaglia. Credo che la squadra interpreti bene questo discorso, però bisogna andare anche un attimino, quando giochiamo al Marulla, liberi mentalmente, perché se diventa un peso questa situazione, probabilmente peggiora lo stato psicologico dei calciatori che scendono in campo al Marulla. Francesco, invece per te, su quello che ha detto Gianni, che vuoi dire? No, l'analisi del mister è perfetta. Io l'unica cosa che noto e ho notato nelle partite è che il Cosenza fa meno fatica quando è chiamato a non fare la partita, cioè quando può aspettare e poi ripartire, anche perché prima dell'arrivo di Tremolada non c'era magari il giocatore in grado di verticalizzare oppure di giocare a 2 tocchi e magari imbucare per i 2 attaccanti. Adesso con Tremolada qualche cosa potrebbe cambiare e quindi magari il Cosenza può essere anche più facilitato a farla la partita, però le migliori partite del Cosenza sono state quando magari ha avuto l'opportunità di aspettare e poi giocare e poter poi giocare a campo aperto, mentre quando è stato chiamato a farla la partita
con giocatori che non hanno quelle caratteristiche, ma non è nemmeno colpa loro. Se un giocatore non ha la caratteristica di saper dettare i tempi di uscita alla squadra, oppure saper dettare magari la giocata in profondità, a quel punto la squadra è andata in difficoltà. Adesso con questi nuovi acquisti probabilmente la qualità generale della squadra è un attimino migliorata. Ci sono giocatori che ovviamente non sono in condizione e che quindi hanno bisogno di qualche settimana in più per rimettersi magari in gareggiata dal punto di vista fisico. E quindi dobbiamo un attimino capire se poi daranno il contributo. Però che ho visto anche tutti sui social, è vero che poi i social contano fino a un certo punto, ma è pur vero che molti si lamentano, dice si gioca a 2, gioca a 3, gioca a 4, si gioca a 5, a 6, 7, 8. Cioè, voglio dire, oggi fare calcio ci sono 1 milione di allenatori in Italia, no? Ma i numeri contano però relativamente. ripeto, magari su un modulo va bene, sull'altro magari ha difficoltà, ma io penso che poi un mister in settimana li prepara le partite, o no Gianni, che dici? Qualcuno... No, io dico di sì, sono d'accordo anche con Francesco, questa è un'analisi che io mi ero permesso di fare già qualche tempo fa proprio con te, anzi ti dirò di più, nel cercare di fare partite in casa lasci un po' di spazi come ha lasciato ieri alla Regina, capito? Quando io prima ho detto che specialmente nella fase difensiva, nonostante i numeri che è la migliore difesa del campionato o la vice, perché cercano di poter fare gioco, di dare ampiezza al gioco, ma non abbiamo anche dei buoni palleggiatori, ma in questo caso qua lasci molti spazi alle spalle, non riesci a coprire la profondità alle proprie spalle. Detto questo, è chiaro che andando fuori casa fai poi una gara un po' più di attesa, non vai a fare pressing alto, così, e riesci anche a mantenere e a giocarla, diciamo, di ripartenza. Però resta un fatto che al di là e questa è una norma che è un calcio sotto tutte le latitudini e le longitudini, quello che se in casa non vai bene è per questo motivo, se vai meglio fuori casa è perché c'è un altro motivo. La realtà è che questa squadra ha dimostrato carattere, ha dimostrato attaccata alla maglia, perché non è facile onestamente andare a rimontare risultati anche agli ultimi minuti come ha fatto Cosenza ultimamente. Poi rimontare 2 gol a questa Regina, nonostante il tifoso della Regina prima si è lamentato. Io Barone l'ho avuto come giocatore, Barone è un eccellente allenatore, è bravissimo, non solo bravo, ma la fase difensiva la fa molto bene. Adesso è andato in vantaggio di 2 gol e ha beccato i 2 gol, ha portato il pari. Ma Barone è un ottimo allenatore, non va sottovalutato da questo tifoso che si permette di dire sì, però avrebbe dovuto i cambi, non cambi, perché non va a fare lui l'allenatore questo qua. Fanno senza cognizione di causa. Però tu sai benissimo che ormai tutti quanti, diciamo, ci sono 1 milione di allenatori in Italia, è normale che un tifoso vuole vedere la squadra vincere, molte volte sai uno non è in condizione, ma io penso che un bravo allenatore poi deve leggere anche le partite in un certo momento, no? Voglio dire, loro contestano che devono fare entrare Dennis e Montalto prima, magari c'era qualcuno che non era in condizione, sono diciamo critiche che ci stanno, no Gianni? Sono anche valutazioni che fa l'allenatore, non è che quello lo fa. Vabbè, qua addirittura mettono in discussione anche Carretta, cioè Carretta lo stanno portando finito nel senso buono che, ma questo Carretta è un giocatore che... Fabio, permetti, la Reggio Calabria hanno già cambiato un allenatore che è un altro ottimo allenatore che era Mimmo Toscano, sì. Allora, evidentemente per tanti anni sono rimasti in Serie C, un motivo ci deve essere, capito? Certo. Ma abbiamo troppi tecnici, eccoli là. Ci stanno squadre, guarda il Bari, guarda il Catania. Ma tu mi ricordo bene, in una delle prime trasmissioni che c'era anche in diretta Mimmo Toscano, mi ricordo bene che tu a Mimmo hai detto delle cose praticamente di stare attento e in realtà è successo quello che poi è successo, voglio dire, perché è vero, non è facile oggi entrare in meccanismi, noi siamo all'esterno, ma siccome Gianni vede oltre, e all'epoca ha dato dei consigli, mi ricordo bene, a Mimmo Toscano, che poi alla fine... Io mi sono permesso, scusa Fabio, mi sono permesso di guardarsi bene alle spalle, ma evidentemente non si è guardato. Lo so. Allora, Luciano, che vuoi dire a Gianni? No, io volevo fare una domanda al mister, perché lui nell'anno del famoso -9 con Zaccheroni in panchina creò una squadra
diciamo che tatticamente come caratteristiche più o meno era simile dalla cintola a salire, quindi nella fase d'attacco, a quella che è stata creata oggi. Io ricordo Negri, centravanti, Buonocore, sottopunta e Checco Palmieri che praticamente giocava, faceva l'ala pura, l'ala sinistra, con tre mediani, De Paola, Miceli e Monza, se non ricordo male. Ecco, mister, non le sembra quello che sto un po' percependo dalle prestazioni di Tremolada, che Tremolada utilizzato come trequartista puro, cioè dietro due attaccanti e quindi chiamato a fare un lavoro di anche cucitura con il centrocampo, sia chiamato ad un eccessivo sforzo fisico che poi magari non lo rende del tutto lucido nella fase di ultimo passaggio, invece giocando sotto punta e consentendo magari, anche perché uno che vede molto bene la porta, consentendo anche gli inserimenti dei compagni sugli esterni, potrebbe essere più produttivo dell'attuale. Ieri si è visto molto poco Tremolada. Ma molto dipende dalle caratteristiche, devono essere complementari, non si discute. Dipende dagli attaccanti che hai a disposizione, se si sanno sacrificare, se si sanno incrociare, se si sanno abbassare, se tecnicamente sono validi per fare gli 1-2, dipende dagli esterni bassi, se si allargano e vengono bene, fanno catena sia di destra che di sinistra, o solo di sinistra e non di destra, in modo che il trequartista li può mandare dentro. Dipende dai giocatori che hai anche alle spalle, che riescono anche a supportarlo, perché guardiamo anche il Napoli stesso che fa un 4, per esempio 2-3-1, Mertens dietro a Osimhen non è un trequartista, Mertens è un attaccante puro, quindi anche se Osimhen si abbassa e scarica dietro e Mertens si allunga, fa l'elastico e buttarsi al posto di Osimhen, Mertens in quel ruolo lì non ha la lucidità per la fantasia e l'inventiva per mandare dentro, tra virgolette, adesso vado in Napoli perché mi è venuto in mente questo, lo può mandare dentro a Insigne o a Politano o a Lozano a destra, quindi dipende molto dai giocatori. Se tu la disegni una squadra e non è facile, la cosa più importante, allora devi trovare i giocatori adatti uno per l'altro. Vedo che lei è molto elegante, fa pandan con i calzini in base al pullover, credo che sia scuro, con la giacca e con i pantaloni, ma se lei si mette i calzini rossi o i calzini gialli che non vanno bene sotto quell'abbigliamento, che l'avvocato, lei può essere anche il numero uno degli avvocati del Foro di Critico Senso del Sud, per essere sempre, a mio avviso, un provinciale. Detto questo, dipende proprio dalle caratteristiche, devono essere abbinati. Non è facile costruire una squadra. Oggi tutti quanti vanno lì e va a comprare giocatori, quello gli impresti, quello è gratis, quello ti pagano mezzo stipendio, quell'altro. Bisogna anche così, però che siano compatibili, uno alto, uno basso, uno fisico, credo io. Invece oggi fanno le squadre con le figurine Panini, e con le figurine Panini lo se ne sanno fare tutti quanti. Tu vai all'edicolo, piglia a bustarello e fa quello che esce e fai. Capite? Secondo me io credo che costruire una squadra è la cosa più difficile, ma è anche quella più facile perché chi è di competenza. Senti Gianni, c'è questo signore che ci segue, c'è un signore che ci segue in streaming, non solo dalla Calabria, si vede Calabria e Sicilia orientale, ma questo ci segue dalla Germania e dice non l'ho conosciuto Di Marzio, essendo diciamo lui un grande, una persona per bene, volevo salutare Erika, un abbraccio, comunque ti saluta la Germania e poi sei internazionale. E allora poi però gli auguri a nonna Clara, ecco questa nonna che segue il Cosenza e ha 86 anni, quindi un saluto da parte mia, da Lupo al Lupo, noi abbiamo 28 anni di Al Lupo al Lupo, insomma, a questa nonna Clara. Tanti messaggi che arrivano e voi li vedete, potete inviarli, tanto escono in sovrimpressione, però Gianni, prima di salutarti, perché se non mi sbaglio abbiamo la pubblicità, se vuoi salutare i tifosi cosentini, la prossima è domenica a Lecce, una partita importantissima. Che vogliamo dire? Prego Gianni. Sì, è una partita importante, ma per quello che mi riguarda adesso è tutto importante, perché stanno lì a 23 punti, 24, 25, 26, è chiaro che uno deve fare la corsa anche su quelli che stanno un po' più avanti, ecco, riuscire a fare un colpaccio, specialmente il Lecce che adesso si è rimesso in gareggiata e sta andando un po' meglio,
evidentemente cercheranno di fare partita, cercheranno anche un po' di giocarla un po' sulle punte, sarebbe l'occasione giusta quelli di andare, come ha sempre fatto Occhiuzzi in trasferta, andarli ad aggredire immediatamente alti, senza paura, con la massima determinazione, con la massima volontà, perché la Serie B a Cosenza è un patrimonio che non deve assolutamente mancare per quello che mi riguarda, anzi, come tu ben sai, il mio sogno sarebbe stato quello di portarli in Serie A e spero che un domani riesco a vederlo, questo sogno di vedere i Cosenza in Serie A, come c'è stato in Chievo per tanti anni e come adesso ci sta il Sassuolo, poi ci sta insomma... ma c'è il Crotone, ci sono stati tu, insomma, sta Serie A, ma c'è andato lo Spezia. Guarda, allora Gianni, lo scorso anno ho detto che lo Spezia era ottavo, nono, io l'ho visto giocare, ho detto lo Spezia andrà in Serie A, è andato in Serie A. Io quest'anno, Gianni, la squadra che ho visto ben attrezzata e sta facendo bene è il Pisa, ma l'ho detto già da 7-8 giornate fa, però ripeto, poi i playoff già, non sai, è una lotteria, vai, giochi, cioè, voglio dire. È vero, però ricordati che lo Spezia, quella squadra che tu stai elogiando in Serie A, per quello che mi riguarda, io ho parlato anche con Meluso, perché molti meriti ce l'ha Meluso, come molti meriti del Cosenza ce l'ha il direttore sportivo, che io tra l'altro non conosco neppure, non è piacevole. Trinchera si chiama. Veramente egregie, non so perché debba andare via, se uno è bravo lo mandano via, per me fare cose al contrario. Vabbè, detto questo, lo Spezia, se fosse rimasta la squadra che dici tu in Serie A, sarebbero retrocessi a piedi. No, mica io ti ho detto lo scorso anno che è salita dalla Serie B, è ovvio che ha cambiato la squadra. Questa mattina la Gazzetta dello Sport non hanno speso mezza parola su Meruso, solamente su questo allenatore che è bravo, tra l'altro, che è bravo italiano, che viene anche dalla gavetta, ha incominciato, guarda caso, in provincia qui di Padova, ad Arzignano, che era ultimo in classifica dei dilettanti della salvata, e poi è andato avanti bene, anche a Trapani ha fatto bene. Oggi italiano è un allenatore che grazie a Meluso, e devo dire grazie a Meluso, è un allenatore appetito da grossi club come il Napoli stesso, per dire. Quindi l'allenatore ha una valenza importante, come ha una valenza importante Occhiuzzo in questa squadra, se avesse avuto la fortuna e il piacere di avere qualche attaccante in più, come, tra virgolette, come in Serie A fa differenza Lukaku a Milano, Cristiano Ronaldo a Torino, Immobile con la Lazio. E purtroppo devo dire che non ha un attaccante di Serie B che gli possa fare veramente un po' per farci stare più tranquillo a tutti quanti. Va bene, Gianni, io ti devo ringraziare, ti saluto perché abbiamo la pubblicità, fra poco insieme a noi Marcello Trotta, attaccante del Cosenza, quindi speriamo bene anche per lui, ha segnato ieri, quindi anche per lui un buon viaggio. In diretta, saluto per il nome mio, diglielo, perché quello che ho detto io, avvocato, mi difenda lei, perché non ti preoccupare. Con io molto mi tradisce immediatamente, anche Francesco, mi raccomando. Va bene, mister, va bene. Ciao mister. Arrivederci mister. Un abbraccio a Gianluca. Un abbraccio a Gianluca, ciao mister. Allora, ci fermiamo un attimo, una breve pausa pubblicitaria e ritorniamo subito dopo. La linea giriamo al nostro Giuseppe Costanzo, la regia centrale per la pubblicità. A fra poco. Ed eccoci le 21:35 in questo preciso istante, ritorniamo in diretta con Al Lupo, ricordiamo Al Lupo, siamo entrati nel 28° anno di attività, quindi fra poco superiamo anche a Biscardi. Quanto è durato Biscardi, il processo? Arrivi a quota 100. Quota 100, pure tu Lucia, che diamine. A 30 anni vendi la trasmissione al Cosenza, io omaggio. No, ma siccome l'altra volta ho lanciato sta cosa, ma l'ho detta simpatica, non volevo offendere nessuno, però ho detto sarò costretto a chiudere la trasmissione. Il prossimo anno se Guarascio si presenta e torna in ritiro, arriva a 8-10 persone o 12, non so quante erano. Mi auguro che questo gli possa servire, a prescindere da questo che ha detto Di Marzio di Trinchera, persona, insomma, giocatore e direttore sportivo in gamba, come del resto anche questi nuovi che sono arrivati. E allora, come ho detto in anteprima, lo salutiamo. Si è presentato al San Vito, ha segnato il primo gol del Cosenza, ma mi auguro che ne farà tanti da qui a poco. È ovvio che deve ritornare in condizioni, perché non è facile, insomma, poi magari se uno è fermo o meno. E Marcello Trotta, che salutiamo. Marcello, buonasera e benvenuto in diretta, come sta innanzitutto? E complimenti per ieri.
buonasera a tutti, grazie. Complimenti per Bene, ieri. bene, grazie. Se vuoi puoi salutare anche, visto che siamo anche rossoblù e so che hai avuto anche un trascorso a Crotone, puoi salutare gli amici di Crotone, lo puoi fare perché Teleuropa Network si vede in tutta la Calabria, la Sicilia orientale, quindi abbiamo anche questi colori insieme con il Crotone, quindi se non hai cambiato di molto, quindi rossoblù, rossoblù. Poi abbiamo anche la Vibonese, rossoblù. La Calabria è quasi tutta rossoblù. Allora, Marcello, che vogliamo dire a questi tifosi? Poi ti lascio insieme ai colleghi che vogliono chiederti qualcosa. Prego, ti lascio. Innanzitutto come ti trovi? Come sta andando a Cosenza? Come ti trovi come ambiente? No, mi trovo molto bene, ho conosciuto un po' la città, un po' i compagni di squadra e sto bene, sto bene. Ieri speravamo di portarla a casa, di vincere alla fine, anche se ci abbiamo messa tutta, però soprattutto per i tifosi ti volevamo regalare questa gioia, purtroppo non ci siamo riusciti, però credo che abbiamo lottato fino alla fine, quindi questa è la cosa importante. Qualcuno dice abbiamo regalato un primo tempo alla regina, ma poi non lo so, uno dice regalare non è facile la parola regalare, poi molte volte qualcuno dice sì, il modulo, questo, quell'altro, non è facile, noi siamo all'esterno e vediamo le partite, qualcuno è in condizione, altri no, però ripeto c'è sempre il mister, no, che durante la settimana prova e vi vede, e quindi è lui che poi alla fine decide, può anche sbagliare un mister, per carità, non è che è detto che Baroni, come ha detto il signore di Reggio Calabria poco fa, magari avrà sbagliato anche lui, ma sbagliare è umano, no Marcello? Anche un attaccante come te sotto porta può fallire, no? Un gol, qualcuno dice non ha visto la palla sul cross che è arrivato da Gerbo, non so chi era, e quindi o da Corsi, non so che magari non l'ha vista, però bello mio, non è facile, oggi se stare dagli spalti è una cosa, stare in campo è diverso, o no Marcello? Sì, sicuramente abbiamo regalato, no, forse un primo tempo no, però il primo quarto d'ora dovevamo approcciarlo in modo diverso e quindi abbiamo concesso 2 gol, poi siamo stati bravi a riprenderla perché comunque col gioco attraverso le nostre qualità siamo riusciti a pareggiarlo. Sicuramente abbiamo avuto tante opportunità, quindi dovevamo sfruttarle forse un pochino in più, però siamo contenti della reazione che abbiamo avuto. Senti, nella tua esperienza, queste poche che stai avendo, diciamo, che squadra hai trovato e dove c'è da migliorare secondo te, se c'è da migliorare in qualcosa? Ma sicuramente ho trovato una squadra molto organizzata che vuole giocare al calcio e trasmettere i propri principi attraverso il buon gioco. Sicuramente c'è da migliorare in tutto, se no saremmo primi in classifica, quindi sappiamo che tutti dovremmo dare qualcosa in più per portare i punti a casa. Certo, Avvocato Cuozzo, che vogliamo dire Ma a Marcello? anzitutto, visto e considerato che il pubblico non riesce, non ci fanno accedere agli stadi, quindi volevo dare il benvenuto a Marcello Trotto come nuovo acquisto del Cosenza e anche se ormai sono passati già quasi una quindicina di giorni, ci fosse stato il pubblico avrebbe già sentito i cori allo stadio di benvenuto, visto che considerato questa situazione. Niente, un po' volevo che ci descrivesse le sue caratteristiche, a vederlo si dice che sia più una seconda punta piuttosto che un centravanti, però magari oggi a vederlo magari ancora non è pienamente in condizione, a me sembra un centravanti puro, quindi magari se ci descrive le sue condizioni, un elemento forte fisicamente, insomma, una vera prima punta mi sembra, poi magari... Sì. Marcello, che vogliamo dire all'avvocato? Sicuramente ho giocato sia da prima punta che da seconda punta, poi dipende anche dalle caratteristiche della squadra, ma negli anni ho svolto tutti e 2 i ruoli. Diciamo a seconda anche del compagno di reparto, sai, se giochi tipo come ieri con Mirko, sicuramente sono io la prima punta di riferimento, quindi cerco di fare più da bolla, centravanti, se c'è un altro compagno di squadra comunque che un po' più strutturato come me, posso agire anche da seconda punta e quindi dando meno punti di riferimento, diciamo, agli avversari. Poi sicuramente il sostegno del pubblico sappiamo che è una grande mancanza, soprattutto qui al sud. Io ho quasi giocato sempre al sud, quindi so cosa vuol dire il calore della tifoseria.
ci mancano, lo sappiamo che tra virgolette è un punto a sfavore, però dobbiamo andare oltre queste cose e lottare anche per loro. Francesco Pirillo, prego, per te Marcello Trotta, cosa Sì. vuoi chiedere? No, volevo chiedere una cosa, cioè, lei ha vissuto tanti campionati, come ha detto, al sud, sempre con il pubblico, sempre con quelle pressioni anche positive, no? Che vi spronano magari a superare anche ostacoli particolari. In questo campionato strano, dove si sentono più le vostre voci, magari visto che allo stadio non c'è nessuno, che tipo di approccio mentale serve per entrare subito nel clima partita? Ma sicuramente dobbiamo rimanere concentrati, dobbiamo essere concentrati dal primo minuto, visto anche le ultime due gare che abbiamo concesso gol subito, quindi dovremo sicuramente cambiare approccio dalla prossima partita e farci trovare pronti fin dal riscaldamento a questo punto. E Luciano, prego. No, relativamente, ecco, io è da un po' che sto calcando la mano sulla posizione di Tremolada. Io Tremolada, e perciò ho fatto anche, ho chiesto anche a Trotta che caratteristiche avesse come giocatore. Io Tremolada lo vedo un po' alla Roberto Baggio, se vogliamo dire, con un centravanti fisico come lui. Ricordo un po' il Roberto Baggio di Brescia, Baggio tare centravanti, fisicamente forte, che faceva a sportellate, e Baggio dietro che verticalizzava, sempre pronto e rapido sulla seconda palla, anche vedeva molto bene la porta. Ecco, io sarei molto curioso di vedere una squadra nel reparto avanzato, un centravanti con le caratteristiche fisiche sue e un Tremolada sottopunta come alla Baggio. È ovvio che non lo so se mi potrà rispondere Trotta, perché sono scelte dell'allenatore, è una mia considerazione. Se, ecco, allora chiedo questo, se ritiene lui che queste caratteristiche potrebbero essere visibili, e se è una coppia che potrebbe funzionare in questo senso. Funziona sta coppia secondo te, Marcello? Giusto per... Guarda, sinceramente non lo so, tutto potrebbe funzionare se noi siamo a disposizione del mister, quello che il mister pensa sia la cosa migliore, noi siamo lì pronti a metterla in atto, quindi tutto può funzionare con la voglia di fare sempre bene. Sì, ma io la conosco sta cucina, sei in cucina da qualcuno tu però, questa cucina dove ti trovi ora la conosco bene io, questa cucina. Sì, no, non sono... Non sei a casa Ancora lo so dove ti trovi. Salutami Luca allora, me lo saluti Luca, vedi che si deve fare le punture fra poco, E di là che aspetta. Lo salutiamo Luca Bittante, un abbraccio anche a Luca, speriamo bene anche per lui che ritorna al più presto, insomma. Senti Marcello, che ti dico, ti faccio i migliori auguri, in bocca al lupo, speriamo bene che riusciamo a portare a casa una vittoria, poi o al San Vito o in Via del Mare o a Spezzano, uguale, l'importante è che vinciamo, insomma. Bisogna vincere, perché con i pareggi poi non so se andiamo tanto lontano. Comunque auguroni, vedi che si deve fare le punture, mi diceva Luca, quindi deve venire in cucina, un abbraccio grande. Senti, vabbè, tu conosci la Calabria, no? Conosci anche, vabbè, sei stato a Crotone, sei stato un anno a Crotone se non mi sbaglio, o più? Un anno, no? Un anno? Due. Ah, due anni, quindi la cucina nostra la conosci, la cucina calabrese, no? Anche perché tu non sei di Bustarsizio, ma sei di Santa Maria Capovete, sei nato lì, insomma. In Campania. Quindi, allora, se vuoi salutare i tifosi, prego, ti lascio il microfono, anzi il telefono, vabbè, la linea per salutare chi vuoi, prego. No, faccio un saluto a tutti i tifosi, soprattutto quelli che ci hanno dato la carica prima della partita ieri. Noi volevamo fortemente questa vittoria anche per loro, purtroppo non siamo riusciti a dargli questa gioia, però spero che ci saranno vicino fino a fine stagione e di regalargli questa salvezza. Un abbraccio e sempre forza Luca. Un abbraccio anche a te, ciao Marcello e auguroni, in bocca al lupo anche a te. C'era una telefonata, ma sembra che in sottofondo la telefonata è già caduta.
E allora la possiamo togliere l'audio della telefonata. Ringraziamo Marcello Trotta per il suo contributo che ha dato alla trasmissione e da qui a poco ci collegheremo con Albertino Urban, quindi da qui a poco. Allora, com'è sto gioco? Invece Bacoco si chiama, come l'avete visto? Qualche movimento lontanissimo dalla lontano, condizione. qualche movimento accennato si è visto. È ovvio che vederlo poi in una situazione con squadra costretta a dover rincorrere il risultato e quindi con una regina magari chiusa, spazi a disposizione pochi, diciamo che non si è visto tantissimo. Io l'unica cosa di cui posso essere fiducioso è il fatto che qualche settimana fa, se non sbaglio, quando il Cosenza lo prese, Braglia disse è arrivato con un anno di ritardo, perché lo aveva chiesto Braglia nella sua gestione prima dell'infortunio. Quindi magari possiamo contare sul fatto che è un giocatore. Certamente è un giocatore di categoria, assolutamente, ma anche il movimento ieri quando si è procurato, grazie al passaggio di Balulì, il rigore, ha fatto quel movimento, si era portato la palla sul destro all'altezza del rigore, insomma il movimento lo aveva fatto, però mi sembra lontanissimo dalla condizione. Invece vedo che sta recuperando Trotta con insomma. Sì, Trotta è già la seconda sì, partita che gioca quasi interamente, l'ho visto. L'hai visto bene, Ma sì, perché poi a livello fisico magari hanno lavorato, gli manca ovviamente a tutti, certo. Tremolata, Trotta, questi che magari, stesso Gerbo, gli manca il ritmo partita, che poi è quello determinante per poter mantenere i 90 minuti. Perché magari a livello fisico fermo restando ci che lo sostengo da più tempo, che le squadre vanno allestite a giugno, quindi bisogna partire con i giocatori in ritiro e poi nel mercato di gennaio vai a vedere se c'è qualcuno che ti può servire. Completi, però non rifondi. Allora, sono Pasquale da Acre, allora un abbraccio agli amici di Acre, di tutta la Calabria che seguono al Lupo. Volevo fare i complimenti a Marcello Trotta e il primo gol con la maglia del Cosenza, va bene, un abbraccio anche a voi. Poi ci sono tanti disamine, purtroppo non posso leggere tutti questi messaggi perché sono lunghissimi, se non salutano cosa si fa, ma a leggere questo ci vuole un quarto d'ora. Nel frattempo salutiamo in diretta, collegato da Cava dei Tirreni in provincia di Salerno, il nostro Alberto Urban. Buonasera Alberto, benvenuto, come stai innanzitutto? Ciao Fabio, buonasera a tutti. Bene, direi bene. Insieme a me c'è l'avvocato Luciano Cuozzo e c'è il collega Buonasera. Francesco Pirillo. Lo vedi a metà, Pirillo lo vedi a metà, è come Nero a metà di Pino Daniele, visto c'era l'album del 1977-78, Nero a metà. Va bene, Alberti, insomma è intervenuto anche Gianni Di Marzio poco fa, prima del tuo intervento, ti abbiamo slittato all'orario di Marzullo, perché fra poco, capite, dopo le 22 Marzullo, quindi... Allora Alberto, come l'hai visto questo Cosenza e che vogliamo dire? Prego, anche questa la partita di ieri. Dobbiamo dire bene e dico purtroppo perché ancora una volta non abbiamo vinto in casa e questo è grave, però una partita che siamo andati in svantaggio di 2 gol, derby contro la Regina e recuperarla di nuovo, devo dire che sono stati bravi sia i ragazzi e sia è stato bravo l'allenatore a tenere sempre una squadra viva che non ha mai perso campo e abbiamo reagito veramente bene, siamo riusciti a fare questo 2-2. Però anche qui bisogna valutare tantissime cose, anche l'impatto alla partita, perché i primi minuti della gara siamo sempre un po' in difficoltà, questo non so se è un fattore di testa, se è un fattore tecnico-tattico dell'inizio della gara, però dobbiamo dire che è un po' preoccupante perché non riusciamo più a vincere, non ne abbiamo mai vinta su 11 partite una partita in casa. E questo bisogna valutare tante situazioni, non è la prima volta che diciamo bravi, una volta perché magari recuperiamo una partita, l'altra volta perché giochiamo in 10 diciamo sempre bravi, perché questo è troppo poco. Dico meno male che stiamo facendo bene fuori casa, dove abbiamo fatto queste 3 vittorie che ci hanno permesso di avere ancora una classifica non preoccupante, però d'ora in poi bisogna stare attenti perché le partite diminuiscono e bisogna trovare il modo per vincere qualche partita. Io dico sì, questa è una squadra molto organizzata, adesso non parliamo di 3, di 4 a 5 dietro perché il sistema di gioco, voglio dire,
è importante solo per mettere i giocatori in campo nelle caratteristiche che hanno loro, ma poi è come interpreti una partita e l'atteggiamento che devi avere. Certo. Però adesso io credo che per recuperare però tutte queste partite significa che hai un valore di squadra, perché dopo aver recuperato tante partite al 90° senza neanche tanto in affanno, perché comunque le hai sempre giocate fino al 90°, significa che hai dei giocatori importanti, adesso anche con l'arrivo di Tremolada, poi Bauli è entrato anche questa partita, ha fatto bene, Gerbo è un buon giocatore, Trotta l'abbiamo preso, ha già trovato il gol e questo è un punto importante per la fase offensiva. Credo poi che abbiamo anche Schiavi, credo, anche se non ha fatto una partita importante, anche perché forse è stato ammonito subito, è stato condizionato, abbiamo un difensore in più lì dietro, dunque credo che questa è un'ottima squadra, è una squadra che deve trovare la vittoria in casa e il mister deve vedere quali sono le situazioni, perché è quasi impossibile pensare che in 11 partite una squadra non possa aver vinto in casa. Una cosa, Luciano, tu con le statistiche sei aggiornato, che vogliamo dire quello? Ma io l'ho detto poc'anzi quando c'era in collegamento il mister Di Marzio, in effetti il discorso casa fuori quest'anno un po' si è perso, anche perché non essendoci pubblico è come se si giocasse sempre in campo neutro. Io volevo evidenziare ciò che ha detto Mister Urban, cioè il discorso è una squadra che ha recuperato anche senza soffrire eccessivamente nel corso del campionato certi risultati. Per me è una squadra, il Cosenza, abbastanza equilibrata, se andiamo a vedere. È vero che i numeri non danno un grande attacco e la casella, lì dove formalmente è riportato casa, è ancora a 0. Però poi alla fine una squadra, la Serie B è una squadra dove devi dare una certa continuità di risultati ed è fondamentale non perdere, perché chiaramente poi la vittoria può arrivare, la vittoria ti fa recuperare qualche inciampo con i 3 punti che c'è stato prima, ma è importante mantenere equilibrio, ecco, secondo me... Sì, però per mantenere l'equilibrio hanno un punticino una volta, capite? Ma un punticino alla volta, guarda che se la classifica è quella. Se la salvezza in questo momento è a 24 punti, idealmente ce ne vorrebbero 39 per salvarsi. È chiaro che poi le ultime partite, le ultime 6-7 partite diventano un fuoco. Qualcuno la perdi pure, no? Ma qualcuno la vinci. Qualcuno che la vince. Ecco, io personalmente non mi allontano mai dalla visione dei 46 punti, ma 46 punti che sarebbero, attenzione, 34 pareggi e 4 vittorie. Quindi su 34 pareggi su 38, come media del punto a partita, è ovvio che non le pareggi, certo. Come media del punto a partita non è proprio in questo momento della stagione una cosa eccessivamente negativa. Allora Francesco, da qui a poco perché c'è una telefonata, sentiamo chi abbiamo, pronto? Diamo spazio anche ai tifosi che vogliono partecipare, pronto? Non risponde, non lo sento. Mi senti, chi sei? Pronto? Prego, caduta la linea. Francesco Perillo, prego. Fabio, secondo me queste sono partite che se tu non prendi gol all'inizio le puoi anche vincere, perché è vero che la Regina sulla carta era una squadra forte con Menez, con Edera, con Krisetic e tanti altri che hanno, però sta dimostrando durante la partita in queste 23 di campionato che sta facendo molta fatica, dunque è una squadra alla tua portata, però è normale, se pronti via vai sotto di 2 gol, poi certo. nelle partite diventa difficile. Dunque bisogna avere un po' di attenzione e bisogna andare a vedere il perché. Noi questo non lo sappiamo, sicuramente Roberto Chiuzzi che vede la squadra tutta la settimana e poi deve capire che problema è. Deve trovare, perché anche un po' di critiche li sta ricevendo sui social, un po' anche da qualche addetto ai lavori, ma ripeto che le critiche ci stanno pure, Alberto, parliamoci chiaro, è ovvio che questo fa parte del gioco. Sì. Come Baroni, anche Baroni ieri sta ricevendo critiche anche l'allenatore della Regina, no? Perché molto probabilmente forse non ha letto la partita, non ha fatto dei cambi in un momento che doveva farli, non lo so.
Penso che Ma anche, sì, ma anche Chiusi si farà mille domande, come mai magari prende tanti gol all'inizio, come mai la squadra parte dopo 20 minuti dell'inizio della partita, come mai non riesce a vincere una partita in casa. Si farà mille domande anche lui, non è che si sente adesso non colpevole di tutto questo, anche se probabilmente il meno colpevole, ci mancherebbe altro, però le domande se le fa. È certo. vero che noi si dice sempre, ma noi abbiamo preso un rigore, si poteva evitare. Stessa cosa, possono parlare loro sul rigore che hanno fatto. Il gol che abbiamo fatto noi è stato un bel uno contro uno sulla fascia, ha messo la palla in mezzo, ha fatto gol. Loro invece hanno creato una superiorità nella piccola con due giocatori, hanno messo la palla in mezzo, hanno fatto il gol. Dunque gli errori ci stanno da entrambe le parti. Ecco, certo, noi vorremmo vedere solo gli errori degli altri, questo è vero. Certo, Però vanno valutate tante situazioni, Fabio. È ovvio. Pirillo, c'è la telefonata, mi dicono pronto, poi dopo Dick andiamo in pubblicità. Pronto? Fabio, buonasera, Vincenzo da Lungro. Lungro, ecco qua, Acri, Lungro, abbiamo tanti tifosi della provincia. Cosa vuoi dire in un minuto nemmeno? Vai. Tempo stringe. Mi soffermo su questo derby, abbiamo fatto una buona rimonta dopo aver sbagliato un po' l'impostazione iniziale. Io sono convinto che dovremmo ripartire da quella buona prova offerta dal secondo tempo. È attualmente un giocatore insostituibile, a mio parere, visto anche la carenza che abbiamo in attacco dei due arrivati, deve essere sicuramente Badulè. Lui insieme a Tremolada può molto aiutare questi attaccanti a cercare la via del gol, e dobbiamo continuare con questo gruppo compatto dove abbiamo fatto quella bella rimonta di ieri. Certo, aspettavamo una vittoria, ma l'inizio ci ha messo molto in difficoltà. A mio avviso Ciuzzi ha partito da una parte, pensava di trovare una punta centrale, uno tra Dennis e Montalto, ma quello schema fatto da Paroni ha un po' condizionato. Poi è stato bravo a rimediare. Va bene Vincenzo. Sottolineando ancora, la presenza di Badulì a mio avviso in questo momento è importante. Va bene, vedi bene Badulì. Va bene, grazie per la telefonata Vincenzo, una buona serata. Allora, poi vedi ognuno, capito? Francesco, volevi dire? Prego, stati interrotto. No, la presenza di Badulì all'inizio secondo me non è stato fatto per una questione di equilibri. Sì. Anche perché insomma, avendo Tremolada, Trotto e Carretta, poi Badulì a quel punto insomma, a centrocampo cominciava a diventare un pochettino complicato, sì. Poi dover fronteggiare. Questo penso che sia stata l'idea iniziale. È normale, come diceva pure il mister Urban prima, quando prendi gol nei minuti iniziali qualcosa, e lo diceva anche Trotta quando ci abbiamo parlato prima, qualcosa c'è soprattutto il fatto che magari con l'assenza di pubblico il giocatore inizia la partita in maniera forse un pochettino più, fra virgolette, distaccata. Poi magari dopo la prima sberla cominci a giocare, però allo stesso tempo dopo la seconda ancora di più, però allo stesso tempo c'è pure la terza, perché sennò dopo diventava difficile. Sì. Vabbè. Allo stesso tempo ti però puoi poi... fermare un attimo? Sì, prego. No, dico, allo stesso tempo poi prendendo il primo gol, tutto il piano partita che magari hai provato per tutta la settimana ti salta. Certo. Quindi sei costretto magari a dover reinventare la partita in corso d'opera, e non sempre è facile. Allora Alberto, fermati un attimo, perché subito dopo ti chiedo anche della regina, ti chiedo anche qualcos'altro, perché c'ho la pubblicità delle 22. Diamo la linea al nostro Giuseppe Costanzo, la regia centrale, ritorniamo subito dopo, poi in chiusura andiamo con il collega Antonio Battaglia, ci farà un punto sulla Serie C, quindi sul Catanzaro, la Vibonese, vediamo che succede anche lì in Serie C. Allora, linea alla regia, a fra poco, sempre in diretta insieme a noi con A Lupo al Lupo. Ed eccoci ritornati, grazie al nostro Giuseppe Costanzo della regia centrale che ci invia il segnale. Siamo ritornati in diretta con A Lupo, le 22.04 in questo preciso istante, insieme a noi in collegamento da Cava dei Tirreni Alberto Urban, in studio insieme a me l'avvocato Luciano Cuozzo e il collega Francesco Pirillo. Allora,
Purtroppo qualcuno mi scrive, sì, Fabio dici che leggi i messaggi, come ha scritto quel signore, non lo so, mi dice che mi rimprovera. Ha letto solo 2 messaggi e poi dici che dai spazio a tutti i tifosi. Ma io non posso leggere chilometri di messaggi, come faccio a leggere chilometri di messaggi? Perché non ce la faccio, poi del resto per voi è solo, escono in sovrimpressione con il numero di WhatsApp. Guarda, credimi, ti faccio vedere, se giro qua, guarda, ecco, non so se vedi il telefono, vabbè, non fosse difficile vederlo, questo gira, ci sono 87.000 messaggi, come faccio a leggere? Ne leggo qualcuno che mi ci fermo, lo leggo. E un saluto a tutti voi, quindi, anzi, guarda, fai una cosa, visto che tu mi rimproveri che non do voce a tutti voi che volete chiamare e volete partecipare, c'è il numero, invece di mandare il messaggio chiama e dici quello che vuoi, non c'è problema. Questa è una trasmissione nata per voi, perché la fate voi tifosi, vero Luciano? È una vita che do spazio a tutti, quindi potete dire quello che volete. Allora, Alberto, che vogliamo dire ai tifosi? Che raccomandazione, tra virgolette, cosa vuoi dire anche a Occhiuzzi? Se vuoi muovere una critica la puoi fare, perché penso poi le critiche sono tutte costruttive, no? Alla fine è questo, il calcio è bello perché poi se ne parla, ognuno esprime il proprio pensiero. No, ma Occhiuzzi, io so che appena finita la partita già valuta tutti gli errori che ci sono stati e pensa già alla partita successiva. Occhiuzzi è un allenatore che è giovane, però ha dimostrato che è bravo, deve crescere come tutti, deve fare esperienza, questo è normale. Io dico che dobbiamo stare un po' attenti perché vedo sopra di noi delle squadre come la Regina, come la Reggiana, Brescia e Vicenza, che sono delle squadre importanti, dunque dobbiamo stare attenti perché in questo momento questo è il blocco delle squadre che giocano per la salvezza. In questo momento sto parlando, no? Tra 5-6 partite succede di tutto, magari andiamo a Lecce. Ecco, Lecce è un'altra squadra di quelle che sembrava dovessero fare il campionato assieme all'Empoli per vincere, invece niente. No Alberto, infatti lo dici bene, quello che stai dicendo tu è vero, perché vedi Lecce, da Lecce alla spalla, Salernitana, Venezia, Chievo, sono tutte lì, con vinci 2 partite, 6 secondi in classifica, poi c'è l'Empoli che si è quasi un po' fermato, voglio dire, è un campionato questo, e del resto qui sotto siamo tutte lì. Dall'Ascoli all'Entella vinci 2 partite e ti ritrovi sotto, questo voglio dire, capito? Però voglio dire, andiamo a Lecce che non è in questo momento quella squadra impossibile, voglio dire, dove puoi fare la partita e puoi andare a fare qualsiasi risultato, voglio dire. Cioè le squadre più brutte da trovare adesso può essere l'Empoli, voglio dire, quelle squadre che veramente sono partite bene e stanno facendo un ottimo campionato dove ogni partita fanno risultato e determinano loro. Certo. Dunque voglio dire, Lecce sì, sulla carta, però sulla carta non conta nulla, conta il campo, in questo momento il campo dice che tu puoi andare a Lecce e fare il risultato. Certo. Senti, invece su questa Regina che vuoi dire Alberto? Come l'hai vista la squadra di Barone? Ultimamente ha ripreso un po' di classifica e adesso avesse vinto, meno male che non c'è stata la vittoria a Cosenza, si tirava fuori abbastanza dalla classifica preoccupante. È una squadra che secondo me è importante, solo probabilmente i giocatori non si sono adattati, tante cosine magari non vanno bene, però pensare di Menez, Edera, Krisetic, pensiamo che in questa partita avevano in panchina calciatori come Cionek, Bellomo, Denis, Montalto, cioè voglio dire, una squadra che si permette di avere questo organico, si può solo pensare che il campionato doveva essere un altro. Certo, ci sono tante situazioni che capitano, c'è stata una partenza sbagliata, tante cosine che non sono andate per il verso giusto, però l'organico sono di quegli organici che si poteva pensare tutto, ma tranne che potessero essere in fondo alla classifica, voglio dire. Hai detto bene, lì c'è Regina, Reggiana, Brescia, il Pisa stesso, che secondo me il Pisa vedrai che deciderà un campionato importante, perché è una bella squadra il Pisa, quindi poi se vai a guardare lì sotto le 3-4 che poi lotteranno per non retrocedere, si fa dura. C'è anche la Cremonese, Fabio, che c'è un organico importante, lo so, cioè l'abbiamo visto. E quindi dobbiamo stare sempre sul pezzo, pensare partita dopo partita, e secondo me, io ribadisco, per me questo è un buon organico, credo che anche Occhiuzzi sia contento, deve trovare le situazioni giuste, magari l'impatto alla partita migliore, tante situazioni, perché comunque siamo sempre stati in tutte le partite, le abbiamo giocate fino al 90esimo, certo. E non è a caso
che pareggi 3-4 partite al 90esimo, significa che sei squadra e c'è organizzazione. Certo. Allora Luciano, se volete salutare Alberto, vi lascio il microfono per se volete chiedere qualche altra cosa, prego. No, io più che chiedere, no, un'immagine della partita di ieri. Balulì che se ne esce sull'azione del rigore in mezzo a 3 avversari, mi sembrava una delle serpentine di Mister Urban, onestamente, quando mettevi in mezzo... Baulì ha tanta qualità, è un buon giocatore Baulì, certo, a me piacerebbe vedere Baulì e Tremolada assieme. So che l'ha detto prima. Con un centrocampo diverso però, mister. Un centrocampo diverso. Di maggior sostegno, aiuto, di quantità, ecco, sì. Comunque Alberti, grazie del tuo contributo che dai alla trasmissione. Un attimo mi dicono forse c'è una telefonata, volevo salutare Alberto, molto probabilmente, forse. Pronto? Chi abbiamo in linea? Pronto? Sì? Buonasera, sono Massimiliano Esposito, un saluto a te, ai tuoi ospiti, a Luciano che è un caro amico e chiaramente a Mister Urban che è un mito. Io sono cresciuto con Mister Urban, con le sue serpentine e lo ricorderò sempre, un giocatore favoloso, favoloso. Grazie mille. Torniamo al calcio normale che vediamo in queste categorie. Cioè Urban ha fatto la Serie B, ma la Serie B che ha fatto non è paragonabile alla Serie B degli ultimi 10 anni, sia chiaro, lo dico proprio chiaramente. Allora io voglio purtroppo devo dire che hanno guadagnato pochi soldini questi qua, se giocavi ora Alberti forse... non entro nel merito, ci mancherebbe, non entro nel merito, sanno loro, ovviamente adesso Urban con la classe che aveva faceva la Champions League ad altissimi livelli. Ricordiamoci che io sono cresciuto che c'erano Zico nell'Udinese, per farsi capire che livello di calcio che c'era, molti se li dimenticano queste cose. Torniamo al calcio normale. Io sono positivo perché uno lo sono di carattere, 2 sono tifoso a morte, io morirò e sarò tifoso sempre. Bravo, 3 perché il Cosenza, e i numeri ci parlano, ha fatto 14 risultati utili, cioè come pareggi, ha fatto 14 pareggi. Quindi il Cosenza è una squadra che subisce poco l'avversario, nel senso che poi in un modo o nell'altro riesce a prendere almeno un punto. Quello che mi dispiace a me è che noi abbiamo preso parecchi pareggi, che se fossero state qualche vittoria avremmo avuto una classifica nettamente migliore. Quello che mi preoccupa a me, non so se gli altri amici sono d'accordo, io vedo squadre con organici forti, il Brescia è un organico forte, la Cremonese è un organico forte, ma lo sta dicendo Alberto, infatti questo stava dicendo prima, ha un organico molto forte. Noi non è che non li abbiamo i giocatori, però vedo o gioca Tremolata o gioca Baulì, o gioca Tizio o gioca Caio. Io mi auguro, come ha detto Luciano, come ha detto Mister Urban, che si possa trovare un modo per poter far giocare Baulì e Tremolata assieme, perché secondo me con loro abbiamo quella rosa importante poter uscire fuori. Questo è quello che volevo dire. Un abbraccio, grazie Massimiliano. Grazie a tutti, un saluto, un abbraccio. Grazie, ti saluto Alberto. Allora, a proposito di Champions, c'è il gol di Salah in questo momento, quindi Lipsia 0, Liverpool 1, mentre il Barcellona ha pareggiato sul Paris Saint-Germain con Leo Messi. Allora 1-1 alla rete di Mbappé, ha pareggiato Messi. Allora Albe, un abbraccio grande, speriamo bene, un in bocca al lupo anche a te. Fabio, un abbraccio a tutti voi. Ciao. Un abbraccio. Buonasera. Ringraziamo Alberto Urban, vi ricordo che siamo in diretta, adesso da qui a poco sentiremo le ultime di questo campionato di Serie C. Francesco, in campionato questo pure Catanzaro ha speso un sacco di soldi, da quello che abbiamo capito. La Vibonese sta facendo male, sta perdendo un po', è partita bene la squadra di Calfano, però poi in qualche modo sta un pochettino andando... Allora, il campionato di Serie C è un campionato più strano, dove il Bari ti spende una marea di soldi, prende un allenatore che secondo me non è più adeguato per la categoria, l'ha dimostrato negli ultimi 2 anni a Catanzaro, prendono aerei e poi sono costretti a chiamare, poi a esonerarlo con tutto quello che hanno speso poi per vincere il campionato. E la Ternana penso che se fa il risultato a Potenza nel recupero, partita non si è giocata per la neve, finito. Virtualmente
chiude il No, campionato. la Ternana sta facendo un campionato importante. Sta facendo un campionato importante, sfruttando anche i passaggi a vuoto che ha avuto, Certo. che ha avuto il Bari, con un organico che Era se lì- in era Serie lì per lì B per ci sono prenderlo, organici, sì, una Serie B. l'organico del Bari costa probabilmente 2 o 3 volte organici di Serie B. Di medio livello alto, anzi, Di Serie di Serie B. Quindi stiamo parlando. Poi è un campionato strano. La Vibonese era partita bene come ogni sì. anno e adesso magari sta pagando un pochettino dazio anche per, secondo me, per una poca conoscenza dell'allenatore del campionato. Perché Galfano negli ultimi anni ha allenato in Serie D, è stata una scommessa da parte del presidente che sembrava essere vinta nella prima fase, invece poi nella seconda fase del girone d'andata non è andata benissimo. Per lo quanto sentiamo- riguarda il Catanzaro, con Calabro penso che abbiano trovato una giusta quadratura, nel senso che ha confermato alcuni giocatori che sono di categoria, hanno preso altri giocatori tipo Evacuo a parametro zero con il fallimento del Trapanic e Carlini, hanno registrato la difesa. È ovvio che con una Ternana del genere o con un Bari attrezzato come si è attrezzato Ma a poi sai vincere, benissimo che i playoff te li vai a giocare come ha fatto il Cosenza. per il Catanzaro no? è una maledizione. Catanzaro, sì. Una maledizione. Allora abbiamo Antonio Battaglia in collegamento da Isca sullo Ionio dei Calabria 7. Antonio, buonasera e benvenuto. Allora, ci puoi dare qualche lumicino in più su questo Catanzaro e Vibonese? Che sta succedendo alla squadra anche di Galfano? Prego. Fabio, buonasera a te e ai tuoi ospiti. Mi ricollego a quello che diceva l'amico Francesco. Galfano non ha una grande esperienza, insomma, almeno nelle sue ultime esperienze, tale da poter sostenere un campionato del genere, un campionato che ha una qualità importante, come stavate dicendo. È anche vero che i giocatori non lo hanno supportato con delle prestazioni di livello, perché la Vibonese, vista nelle ultime partite, era senza carattere, con poco mordente. In effetti i risultati purtroppo hanno portato Galfano alle dimissioni, un gesto signorile, aveva perso sicuramente il feeling inesorabilmente, direi, con i giocatori. E adesso insomma arriva Giorgio Roselli, che è il classico allenatore esperto che traghetterà la Vibonese in un finale di stagione. L'abbiamo avuto anche qua più Roselli. sereno. L'abbiamo avuto a Cosenza. Roselli è una persona per bene sicuramente, e facciamo un in bocca al lupo al mister. 4-4-2, si inventa Sì, poco. lui non si inventa niente, fa 4-4-2 e ti saluto come diciamo noi in dialetto, pedifico, ecco, in dialetto così. Se no, allora, ci sono detti, no, che è vero, Se non li dici in concludi, dialetto. non li dici in dialetto, non pigliano. Capite? Cioè, non è che tu dici, è vero, vabbè, l'abbiamo detto. Speriamo bene anche per Roselli e per la squadra del presidente Campos. Sì, la firma dovrebbe arrivare nella giornata di domani, presumibilmente l'accordo è stato già raggiunto nella serata di ieri. Invece per quanto riguarda il Catanzaro, mi ricollego sempre a Francesco, ha trovato una quadra nelle ultime giornate, la prova del 9 arriva domani contro la Casertana, questa gara casalinga che si preannuncia ostica, perché la Casertana non è una squadra semplice, dista 8 punti dal Catanzaro, c'è Cupone come terminale offensivo, l'oggetto del desiderio del Catanzaro in tutta la finestra invernale di mercato. Il Catanzaro non subisce gol da 2 giornate, però non ha mai vinto 3 partite consecutive e l'obiettivo domani sarà proprio questo. La partita contro il Foggia è stata presumibilmente perfetta sotto ogni punto di vista, un Catanzaro gagliardo che dura 90 minuti, solido e ha voglia di vincere. Questa è la cosa più importante per archiviare le delusioni delle scorse settimane. Quindi un Catanzaro per cui la classifica si fa molto interessante adesso. Va bene, avete domande per il nostro Antonio? Luciano, tu non ti interessi del Catanzaro, lo so, Liverpool raddoppiato, vi dico subito con chi, vediamo se ce lo dà. Sì, con Mané, quindi Liverpool 2, Lipsia 0, 1-1 il Paris Saint-Germain con il Barcellona, domani c'è la Juve, io stasera avevo la cravatta proprio della Juve. Perché sono un grande tifoso della Juventus, capito?
Vabbè, per gufare la Juventus. No, che quale gufare? È una squadra italiana, ma guarda che è pazzesco, ma non è vero, ma perché sembra una squadra italiana, bisogna di fare questo fatto che dice uno tu Catanzaro non puoi chiamare oppure non dare G, noi siamo calabresi, dobbiamo tifare tutte le squadre, poi lo sfottò ci sta, no? È ovvio. Dovessero almeno su questo calcio ripartiamo dal calcio, no? Visto che nelle altre cose siamo gli ultimi in tutto, abbiamo questo Crotone in Serie A che sta dando grande lustro, no? Da più anni, poi adesso quest'anno sta andando di nuovo male, però ripeto, mi auguro che il Cosenza, come diceva anche Di Marzio, possa andare in Serie A, ce l'auguriamo, con un progetto importante il prossimo anno, non partire in 12, in 13 ritiro, ma con 22-23 giocatori di categoria, come vedi quest'anno, no? Tu vedi Gerbo, questo che Tremolata, ci fai i contratti, ci senti, io Tremolata vuole stare così, dici sì, Trot, come lo vedi? Lo tengo, hai capito? Comunque, vabbè, Antonio, un abbraccio grave, vuoi salutare gli amici di Isca sullo Ionio, cittadina bellissima, tutta la costa ionica catanzarese, quindi un abbraccio agli amici di Soverato, tutta la ionica regina anche, prego ti lascio il microfono, vai Antonio. Ma un abbraccio a tutti quelli che ci stanno seguendo e un abbraccio anche ai tuoi ospiti, a te che mi inviti sempre nella trasmissione. Ma tu se non voglio sei un ragazzo educato, se non vogliono in gamba c'è un... poi mi paghi pure per... Sì, questa è un'invenzione di Pirillo, praticamente ha lanciato Pirillo con barcone, l'ha lanciato come dicevano a Cosenza, però voglio dire, no? Un altro Flaviotto, la cosa bella è che questi ci sono tanti giovani bravi, no? Che sono bravissimi, Luciano, quindi perché non dare spazio a questi giovani, no? Poi bella presenza, anche perché tu devi sapere, io c'ho te che sei un bel ragazzo e vieni ospite, c'è Franco Florio che me l'ha chiesto anche De Filippo, lo salutiamo Franco per carità, perché Franco è un'altra bella immagine, e poi mi fate fare ascolti, perché se ci siete voi anche le ragazze, le donne si fanno su Pallupa, capite? Sanno dice Mizzica, c'è Francesco, c'è come si chiama? Franco Florio lo vede, c'è Antonio Battaglia, vabbè, Alberto senza capelli non fa niente, ci voglio dire, capite? Adesso se Luciano mi dà una mano pure come il metano, anche Luciano, diciamo, dal foro di Cosenza. Non so perché, Luciano. Saluto il mio carissimo amico l'avvocato Claudio Tocci che ritornerà anche lui, perché Claudio è stato secondo me negli anni belli del calcio cosentino, sono passati 28 anni, ci ritroveremo appena riapriranno i ristoranti con il tour di Allupo Allupo. Grazie Antonio, una buona serata, ciao. Ciao Fabio, un abbraccio, grazie. Alla prossima. Ciao. Lucia, insomma, una serata, ho visto come scorre, è passata un'ora e mezza e volata, visto? Allora, ma adesso siamo nei minuti finali, ti lascio, minuti di recupero. Ti lascio il microfono per fare una tua disamina su questo campionato finora e se vuoi dire qualcosa anche, diciamo, ai tifosi, alla società, ad Occhiuzzi, perché lui ascolta anche Roberto. No, ma il campionato è iniziato con una previsione di nuova sofferenza dopo quella dello scorso anno e così sta andando, insomma. D'altronde, se le possibilità di investimento di questa società non erano elevate, stiamo ripetendo più o meno il campionato dello scorso anno. Magari ci sta in Serie B al terzo anno, solitamente il primo anno si conferma la squadra che ha vinto il campionato, il secondo anno si inizia a ritoccare, il terzo anno si resetta. Successe anche nel lontano 88-89, il primo anno si sfiorò addirittura la promozione, poi ci furono 2 anni di grandi sofferenze culminate poi con l'Eurogol di Gigi Marulla all'Adriatico di Pescara che ci salvò. Da quell'anno in poi si iniziò a programmare una nuova vita del Cosenza, perché diversamente c'è il rischio sempre che la continua sofferenza, non dico che faccia allontanare, non dico che crei disaffezione, ma un minimo di allontanamento del pubblico rischia di esserci nel futuro. Quindi la speranza è quella del campionato, ripeto la frase alla Di Marzio: dobbiamo continuare a tenere gli elmetti e lottare, dare battaglia partita dopo partita, solo così ne usciremo. Grazie Luciano. Francesco, prego, siamo in chiusura. Io penso che con questi innesti la squadra ha fatto un salto di qualità, un salto di qualità importante. Adesso è ovvio che ci sono un attimino da capire le condizioni di
di Mbakogu soprattutto, per vederlo magari in coppia con Trotta dal primo minuto e magari fare rifiatare anche pure Carretta che sta tirando da inizio stagione. È ovvio che serve la svolta, e la svolta potrebbe arrivare proprio in questo ciclo di partite difficili, secondo me, perché il Cosenza difficilmente quest'anno ha sbagliato la partita contro la grande squadra, è stato più in difficoltà con le squadre fra virgolette piccole oppure che con le grandi squadre, quindi penso che da Lecce potrebbe partire, che poi alla fine, come diceva Luciano prima, ti serve un filotto di 2 partite. Speriamo bene. Dai. 2 partite e ti tiri fuori. Grazie Francesco Pirillo, grazie a te. Dappertutto, quindi forza Aquila, forza Calabria. Ciao, un saluto da un mio ex amico di Amantea, quindi Amantea ci sono le Aquile, Amantea ci sono un sacco di tifosi del Catanzaro ad Amantea. E quindi li salutiamo, va bene. Un minuto, mi dice Giuseppe, sono un tifoso della Regina, volevo solo dire che è stato un bel derby, insomma, sono divertiti, complimenti a tutte e 2 le squadre, Occhiuzzi un galantuomo, un grande amico, naturalmente sempre forza Regina, Ago, Polimeni. Allora, un saluto a tutti voi, siamo giunti a termine anche per questa sera. Martedì, purtroppo martedì perché hai giocato ieri il derby, noi ritorneremo lunedì prossimo, sempre il tutto in diretta su Tele Europa Network con Al Lupo al Lupo. La linea la giriamo al TG10 da qui a poco e da parte mia è tutto, una felice sera. Te la linea Giuseppe Costanzo, ciao Giuseppe, ciao.